Il 1960 è un anno ricco di fatti, di avvenimenti per il nostro paese, fatti e avvenimenti che polarizzano l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica. E sul fronte politico c'è molto fermento, ben 3 Presidenti del Consiglio si alternano alla guida del governo. Tra questi c'è anche Amintore Fanfani che vivacizza la scena politica dichiarando l'apertura della democrazia cristiana verso la sinistra. Il 1960 è anche l'anno in cui in Italia si svolgono le Olimpiadi con la memorabile vittoria, tra le altre, di Livio Berruti ai 200 metri piani. Il 1960 è l'anno della Dolce Vita, il film capolavoro di Federico Fellini. Il 1960 è l'anno in cui cominciano quelli che successivamente verranno chiamati i favolosi anni 60, animati soprattutto dall'idea di un progresso infinito, illimitato. Ma il 1960 è anche l'anno in cui ad Agrigento, sulla città di Agrigento, si accendono i riflettori della stampa di mezzo mondo per un fatto di cronaca nera destinato ad occupare le prime pagine dei quotidiani e dei settimanali, dei notiziari della TV e della radio per lunghissimo tempo. L'omicidio del commissario di polizia Cataldo Tandoi. Era il 30 marzo del 1960, esattamente 50 anni fa. Dicevamo gli anni 60, gli anni del miracolo economico, della società del benessere, della società dei consumi di massa. Professore Andrea Carisi, lei unitamente a tutti gli altri ospiti, aiutatemi un po' a disegnare quegli anni, quel periodo. Gli anni 60, per quello che concerne la nostra città di Agrigento, praticamente sono gli anni che vedono il totale mutamento della città ed in peggio, perché già c'erano stati e proliferarono subito dopo i cosiddetti tolli, cioè la città assume un aspetto urbanistico veramente devastante, cioè le case sovrapposte l'una davanti all'altra oscureranno il mare ed eviteranno la veduta del nostro stupendo paesaggio antistante la città. Corrado Catania, giornalista di lungo corso. E allora, quegli anni? Ma io ricordo un fatto al quale credo siamo in molti legati, cioè dire l'esistenza del cinema estivo, un locale da 3.000 posti piazzato sul mare che rimase in piedi fino ad alcuni mesi prima della frana del 66. Fino al 65 c'era appunto questo cinema estivo assieme ad altre sale all'aperto che era l'Arena di San Leone e anche l'Arena Bonsignore all'inizio del Viale della Vittoria. Il cinema ricorre nei tuoi ricordi, adesso vedremo anche perché. Avvocato Marino, dicevamo quel periodo. Ma il 1960 secondo me, per quanto riguarda Agrigento, la città di Agrigento, gli agrigentini, viene soprattutto caratterizzato dal gravissimo delitto consumato ai danni del commissario Tandoi. Delitto che suscitò grandissimo allarme e scalpore perché era da considerarsi un delitto, come si dice, di quello, un delitto eccellente. Tandoi era una delle figure di primo piano della questura di Agrigento, era un poliziotto esperto, capace, che si era occupato per lungo tempo e per tanti anni di tante vicende criminose. Fermiamoci qui, non bruciamo tutto subito. Professor Arnone, dicevamo quel periodo.
al di là del fatto specifico, cioè del caso Tandoi, che è chiaramente Qui l'argomento di questa nostra trasmissione speciale. Ha Prego. citato quello che avveniva in campo nazionale, Certo, per dare che un'idea. c'erano stati cambiamenti di presidenti del Consiglio, Fanfani, Moro, eccetera, ma ha omesso di fare un riferimento a quello che era avvenuto in Sicilia. In Sicilia era stata una rivoluzione nel campo politico perché si era buttata fuori la democrazia cristiana dal governo regionale e si era fatto un governo, diciamo così, di salute pubblica in cui c'erano socialisti, comunisti, famoso milazzismo, ex democristiani, quelli del movimento sociale, cioè si era creato un governo bastardo, perché naturalmente non poteva dirsi né di sinistra ibrido, né di bastardo, perché non era né di sinistra né di destra, cioè era un governo di tutti coloro che erano contro la democrazia cristiana. Grazie professore. E allora, abbiamo un po' contestualizzato il periodo, ma soprattutto quell'anno. Ma adesso occupiamoci del caso Tandoi, l'uccisione di questo commissario di polizia che tanto scalpore ha destato, e non soltanto ad Agrigento, perché come abbiamo detto prima, la stampa di mezzo mondo se ne occupò e per tantissimi mesi. Angelo Ruoppolo ha ricostruito questa vicenda, ma naturalmente Angelo Ruoppolo allora non era manco nelle idee, dico, della... tu quanti anni hai, Angelo? Dai, andiamo al dunque. Io sono nato nel 1969. E quindi, 20 anni dopo. quindi parecchi anni dopo. Sarei potuto nascere anche prima, perché i miei si sono sposati nel 56, però... Vabbè, questo è un... E allora, vediamo la ricostruzione del caso Tandoi così come Angelo Ruoppolo l'ha elaborata. Prego. Agrigento, il viale della Vittoria, nei pressi delle Civico 211, la sera del 30 marzo del 1960. Colpi di pistola sono sparati a bruciapelo contro il commissario di polizia Cataldo Tandoi, 44 anni, sorpreso a piedi insieme alla moglie. 3 proiettili lo uccidono e lui stramazza a terra, trascinando con sé la donna, Leila Motta, illesa. Muore anche un innocente, Antonino Ninni Damanti, studente, 17 anni di età. Le indagini difficili ed anche imbarazzanti. Sì, perché la pista privilegiata è la passionale Cherchez la femme. La moglie di Tandoi è l'amante di Mario La Loggia, psichiatra, impegnato in politica con la democrazia cristiana, famiglia borghese per eccellenza e storicamente rinomata. La Loggia è arrestato il 18 maggio insieme alla vedova Tandoi e altri 2 presunti complici, tra cui un uomo di fiducia di Mario La Loggia, Calogero Mangione. 7 mesi in carcere, è un errore. Si indaga sul lavoro di Tandoi come capo della squadra mobile. Nonostante il trasferimento a Roma, il poliziotto trattiene tra le sue mani una inchiesta sulla famiglia mafiosa di Raffadali, che Tandoi conosce bene, anche grazie ad un confidente. All'agente Ippolito Lopresti ordina: mandami una cassa con dentro tutti i documenti al mio nuovo indirizzo, a Roma. Dopo la morte la cassa è stata perquisita ed è stato scoperto tutto tranne che il dossier di Raffadali. Sul banco degli imputati siedono 5 raffadalesi e per incompatibilità ambientale il processo si celebra a Lecce. Ai 5 sono inflitte le condanne, poi sono concessi i benefici di Lecce. Cataldo Tandoi è ad Agrigento già da poco prima dell'omicidio del dirigente sindacalista Accursio Miraia, ucciso a Sciacca il 4 gennaio del 1947. Lui, Tandoi, è digiuno di esperienze mafiose e di intrighi politici, però è intelligente ed il suo fiuto è da ottimo segugio. Poche settimane dopo il delitto Smiraia arresta 6 mafiosi: Carmelo Di Stefano di Favara, Rossi, Gurreri e Segreto di Sciacca, Montalbano di Caltabellotta ed Oliva di Castelvetrano. Tandoi è stato certo della loro colpevolezza. I 6 però sono prosciolti in istruttoria ed hanno anche denunciato il commissario, che chinò il capo. Nel 1951 è ucciso Eraclide Giglio, il sindaco boss di Alessandria della Rocca.
Tandoi apprende che l'omicidio è stato sentenziato durante una riunione nella sacrestia di una chiesa ad Aragona ed il commissario scopre anche il killer. L'assassino però è ucciso 5 minuti prima dell'arresto e morto ammazzato fu anche un altro indiziato dello stesso delitto. Tandoi rinuncia a mostrare troppo zelo, capisce, ed anche lui veste i panni di uno dei tanti amici degli amici. La sua carriera è legata al tatto che avrebbe dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni, alla benevola cecità di cui avrebbe dato prova, al rispetto di certe regole non scritte. Ogni tanto però un guizzo di ribellione. Quando è ucciso Zarbo di Raffadali, Tandoi ferma per 48 ore Calogero Mangione, guardiaspalle di Mario La Loggia. Nel corso degli anni ad Agrigento, Cataldo Tandoi raccoglie e conserva una miniera di notizie ed avrebbe minacciato di rivelare al segretario della Democrazia Cristiana dell'epoca, Aldo Moro, che fu suo compagno di scuola, i segreti della fazione democristiana di Agrigento. Lui, Tandoi, sarebbe stato a conoscenza della tresca della moglie con la Loggia e alla Loggia avrebbe detto: o lasci in pace mia moglie o metto in piazza i tuoi altarini e ti rovino la reputazione. Poi tanti episodi di sangue e le faide tra i gruppi mafiosi ed elettorali contrapposti. Secondo alcune tracce di indagine, Tandoi è stato ucciso perché sarebbe stato pronto ad accusare la Loggia per l'omicidio degli esponenti di Giglio e Montaperto. Il trasferimento a Roma non fu un avvicendamento, ma fu richiesto dallo stesso Tandoi, che riservatamente spiegò: la mia vita è diventata insostenibile. Devo portare via subito mia moglie dalla Sicilia. Devo cercare di toglierla da un giro di amicizie pericolose, se voglio salvare il salvabile della nostra pace coniugale. Ma forse è troppo tardi. Poi ancora un intreccio di lettere tra Tandoi, sua moglie Leila Motta e Mario La Loggia. Ad esempio, Mario La Loggia scrive a Tandoi e lo invita a non partire per Roma, perché, confessa La Loggia, mia moglie Danica si rifiuta di continuare a vivere ad Agrigento senza la sua migliore ed unica amica, Leila. E quasi contemporaneamente, poco prima dell'omicidio, Leila Motta scrive al marito: così non può continuare, 1000 volte meglio separarsi, 1000 volte meglio riprendere ciascuno la propria vita. Ecco, questa è la ricostruzione di quanto accaduto quel 30 marzo del 1960 in perfetto stile Angelo Ruoppolo. Corrado, tu hai appreso la notizia dell'omicidio mentre ti trovavi al cinema, esattamente al Cinema Garden. Cinema Garden che adesso non c'è più, e mi ritrovavo là dopo aver fatto le mie ore alla Sicilia, perché per molti anni ho scritto per la Sicilia e anche per l'Agenzia Giornalistica Italia. E ricordo che un amico mi chiamò in direzione comunicando, dice: che ci fai lì? Dico: sto vedendo un film. Vedi che hanno ammazzato, dice, il commissario Tandoi, quindi io scappai subito. Allora non c'erano automobili, non c'erano telescriventi, quindi potei corsi immediatamente al Viale della Vittoria, là dove ancora c'era un assembramento di persone, ma da dove era già stato tolto il cadavere del commissario Tandoi e di Ninni Damanti, questo studente empedoclino che secondo la ricostruzione dei fatti poi era stato raggiunto da una pallottola di rimbalzo. Professor Arnone, in una recente un'intervista di qualche anno fa a Rai 3, lei nel descrivere il ricordo di quel giorno usa una parola ben precisa: sbandamento per la città, non preparata naturalmente a episodi di questa portata, una città silente, lei la definisce. Sì, Agrigento è una città silente, ma quell'episodio di un'uccisione di un personaggio molto noto nella città naturalmente determinò un po' di scompiglio, cioè la notizia stessa dell'uccisione di un commissario di pubblica sicurezza. Dobbiamo ricordare che fino a quel momento il discorso della mafia non esisteva.
non esisteva, cioè la magistratura negava che ci fossero organizzazioni malavitose come quella della mafia, e non solo la magistratura, ma anche uomini di altissimo prestigio come nell'ambito ecclesiastico, come il cardinale Ruffini, che negava assolutamente l'esistenza di un'organizzazione detta mafiosa. Si diceva che era un'invenzione della sinistra il termine mafia. E fu preso di mira allora anche il quotidiano L'Ora, fu accusato di danneggiare, di fare male alla Sicilia appunto perché parlava di mafia, e invece appunto, come appunto diceva lei, il problema è che ad Agrigento, mentre altrove succedevano omicidi a Raffadali, a Favara, a Burgio, a Sciacca, ad Agrigento? Ad Agrigento un omicidio non si era mai verificato. Ecco, possiamo considerare sicuramente l'uccisione del commissario Tandoi il primo delitto di mafia che viene consumato nella città di Agrigento, è sicuramente il primo cadavere eccellente della mafia. Avvocato Marino, è d'accordo lei ha detto con... bene, era un omicidio eccellente, perché la personalità della vittima, cioè del commissario Tandoi, era una personalità di primo piano. Il fatto ebbe risonanza non soltanto localmente, ma sul piano di lettura nazionale, perché un commissario... La questione che si sviluppò il delitto passionale. Ora, scusa, adesso ci arriviamo. Se mi fate parlare, adesso allora, altrimenti... Prego, avvocato. Insomma, io adesso vorrei arriviamo. Piano piano arriviamo a tutto. Perciò. Allora, stavo dicendo, questo fatto ebbe una risonanza nazionale per la personalità soprattutto di chi era stata la vittima, il commissario Tandoi. Perché non dobbiamo dimenticare che il commissario Tandoi aveva partecipato negli anni in cui è stato ad Agrigento a tutta una serie di grandi indagini che riguardavano la criminalità. Che ricordava Angelo Roppolo anche organizzate. scheda. Non dovete dimenticare che prima dell'omicidio Tandoi, qui ad Agrigento, in particolare a Raffadali, ogni settimana c'era un omicidio. Benissimo. Adesso ci arriviamo comunque, avremo modo di approfondire. No, voglio dire questo, scusi, se non inquadriamo questo, scusi. Sì, prego. Non comprendiamo più niente. Voglio dire, la personalità di Tandoi, la capacità di Tandoi, perché era un poliziotto abilissimo, intelligente, stimato, lo portò a interessarsi, per ragioni di professione, a tutti questi fatti che erano accaduti qui ad Agrigento. Ed evidentemente quando si cercò di scoprire chi era stato l'autore di questo omicidio, in un primo momento ci fu un certo sbandamento, lo stupore della città per vedere il commissario Tandoi massacrato così come era avvenuto, e poi il dolore per la morte di quel povero giovane che si chiama Damante. Ne parleremo, sì. E oltre allo stupore per questo delitto, l'allarme, poi le cose andarono assumendo una certa piega che lasciò sbigottita la città di Agrigento, perché vennero coinvolte altre persone di famiglia. Angelo, tu volevi chiedere qualcosa all'avvocato o prima mandiamo un altro contributo? Decidi tu. L'avvocato Giovanni Marino ripete è un omicidio eccellente, ma è anche un omicidio anomalo, l'omicidio Tandoi. Perché nel 1960 vige una regola non scritta. Le regole non scritte a cui ci si è riferiti nella scheda poc'anzi in onda è che l'intrigo sciasciano delle regole non scritte è il rispetto delle regole. Il giorno della civetta recupera in un certo qual modo il delitto Tandoi. Una regola non scritta dell'epoca da parte della mafia è non si uccidono né sbirri e nemmeno magistrati. 3 anni dopo, nel 1963, esploderà la strage di Ciaculli, che segnerà l'avvento poi della devianza corleonese. Però nel 1960 ancora vige la regola ferrea del non uccidere né sbirri e nemmeno magistrati. Ecco l'anomalia del delitto Tandoi. Peraltro la mafia si offre subito ad individuare i colpevoli. Ammazziamo gli stessi colpevoli, noi stessi mafiosi, ve li portiamo in piazza, perché anche noi stessi mafiosi siamo interessati alla ricerca dei colpevoli. La proposta di Cosa Nostra fu però rigettata. Io, in relazione a quello che lei sta dicendo, non riesco in questo momento a collocare un altro omicidio per rifarmi alle sue affermazioni, perché a Palermo era stato assassinato, non so se prima o dopo l'omicidio Tandoi, dopo il procuratore Castiglio, come si chiama?
No, Scaglione dopo. Scaglione, come si chiamava? Un procuratore... No, Scaglione dopo. Insomma, Cioè un fu altro... assassinato il primo procuratore È questo. Ma non nel Esatto, 63. e fu nel che era di 70. Se Palermo. non sbaglio, Scaglione del 69, se non sbaglio. 69. Nel 60, adesso, comunque poi, ma quello bravo, vicino al cimitero. Poi questo di Tandoi è stato il primo in ordine di tempo che venne registrato come un omicidio anomalo, come dice lei. E in effetti la cosa sorprese. E tanto fu considerato anomalo che non si imboccò subito la pista mafia, questo è importante, ma si imboccò una pista, se mi consente, un po' di comodo, perché c'erano tutti gli ingredienti per il classico delitto passionale. Da una parte c'era il marito tradito. Stop. Fermiamoci un attimo, avvocato. Sì, alla pista passionale ci arriviamo secondo Sì, ma un non vorrei che ordine. mentre parlo poi risulta No, ma dico, dobbiamo anche come dire, lanciare dei contributi che abbiamo preparato che ci aiutano anche Sì, ma voglio dire, a non capire vorrei che mentre meglio. parlo io- Dico, adesso alla pista passionale ci arriviamo subito, perché Altrimenti è incomprensibile. credo che sia, sì, ma voglio dire, un attimo, guardi, c'è una logica. Io mi raccomando a lei. Stia non vorrei tranquillo essere- perché c'è una logica in tutto quello che chiaramente noi io alla abbiamo chiarezza preparato. si tende. E infatti prima abbiamo visto la ricostruzione che ha fatto tutto sommato un giovane cronista che non ha vissuto quei stato lo momenti. storico, lo storico. Adesso invece vediamo un altro tipo di ricostruzione e poi arriviamo alla pista passionale, avvocato. Prego. Tutto comincia su un viale dal nome importante, Viale della Vittoria, che si affaccia sulla valle mozzafiato dei templi greci di Agrigento. Sono le 8:30 di sera ed è già buio da un po', dato che è il 30 marzo del 1960, abbiamo detto. Una coppia cammina sotto braccio. L'uomo è pingue e trasandato. La donna ha il suo braccio bellissima e vagamente triste. Era bella Leila, molto bella, di una bellezza abbagliante. E lo sposo? Lo sposo era il dottor Cataldo Tandoi, detto Aldo, di Bari. Aveva vinto il concorso in polizia ed era stato appena trasferito ad Agrigento. Non ci metterà molto a fare carriera nella questura agrigentina fino a diventare capo della mobile. Ma la sua carriera non era finita lì, almeno così sembrava fino al delitto. 8 mesi prima di essere ucciso con 2 proiettili sul Viale della Vittoria, il dottor Tandoi era stato trasferito a Roma. Per 8 mesi aveva vissuto da solo a Roma, la moglie ancora giù, in Sicilia, e così. La sera che viene ucciso era appena tornato ad Agrigento per chiudere definitivamente casa, organizzare il trasloco dei mobili e portare sua moglie nella capitale. Hanno ammazzato il commissario Tandoi! Hanno ammazzato il commissario Tandoi! Gli spararono ieri sera mentre tornava a casa. No, la moglie no, è solo svenuta. Una toccarono. Uno solo fu. Forse 2, ma no, uno solo, uscito dal buio a bruciapelo sparo. Certo, proprio sfortunato quello studentello, quel Ninni. A beccarsi un colpo di rimbalzo. Ci spararono e scapparono giù per la scarpata che s'affaccia sulla valle dei templi. C'era una macchina col motore acceso. Scapparono e unni pigliarono, più veloci furono. Com'ero vestito chi sparò. La giacchetta portava di velluto e gli stivali. Sicuramente dalla campagna veniva. Da fuori città comunque. Ecco, questa è un'altra ricostruzione che in qualche modo, Andrea, ci aiuta a capire e pian pianino ci fa scivolare adesso sull'argomento che... sì, dimmi. Però per quello che concerne una grossa fetta dell'opinione pubblica, io ti devo dire una cosa. Dimmi. Così come Corrado ha ricordato che si trovava al cinema, io a proposito del delitto Tandoi ho un ricordo certo e netto. Prego. Perché mi trovavo a festeggiare assieme ad alcuni colleghi che eravamo stati assunti all'ufficio tecnico del comune di Agrigento, assieme all'allora segretario dottor Gnoffo, a schiticchiare nella tipica trattoria Spina. Quando noi finimmo e andammo ad Agrigento, trovammo una città in stato d'assedio e tutti dissero che era successo quello che era successo, ma nessuno tra le voci circolanti riusciva a stabilire il fatto che si trattasse di un omicidio passionale. Tutti dissero che era un omicidio di mafia. Tutti dissero che era un omicidio. Tranquillamente. di mafia. Invece, ecco, adesso ci arriviamo, avvocato, come poi vedremo, viene subito privilegiata la pista passionale.
È di questo che tra qualche secondo parleremo, dopo aver visto questo secondo contributo. Prego la regia. Leila Motta viene messa sotto torchio in questura e cosa viene fuori? Che la bellissima Leila aveva un'amica inseparabile, Danica, che l'amica era una bella slava, una montenegrina dai tratti spigolosi, una donna libera e disinibita. Dicono che passasse fuori dalla casa coniugale parecchie notti e che a bordo della sua auto se ne andava spesso a Palermo, da sola. Insomma, la spigolosa slava e l'inappagata Leila facevano coppia nella vita notturna e festaiola di Agrigento, circoli, clubs, ricevimenti pubblici e privati, cerimonie, balli di carnevale di beneficenza. E anche la vita notturna di Agrigento finisce per diventare dolce. Ma in fondo il 1960 non è l'anno della dolce vita di Fellini. Comunque per la stampa di tutta Italia è un invito a nozze. Ma a Leila pare non bastasse la bella slava, pare che avesse una relazione anche col marito di lei, un potente locale, il professor Mario La Loggia, direttore dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, cattedra a Palermo, ma soprattutto appartenente ad una potente famiglia di politici di rango. Lo zio, Enrico La Loggia, era stato ministro e il fratello, Giuseppe, presidente della regione siciliana. Lui stesso, il professor Mario La Loggia, era il segretario della Democrazia Cristiana di Agrigento. Pare che Leila avesse una relazione con lui, con La Loggia? No, non pare, era certo. E per non sbagliare ci si mette anche il prefetto di Agrigento, che sulla Sicilia si fa ritrarre con un giornale in mano mentre se la ride. E sembra ridere di cuore il prefetto. Non sappiamo perché rida così mentre parla con i giornalisti che lo interrogano sugli sviluppi del caso Tandoi. Comunque il messaggio è chiaro, la mafia non c'entra. Cherche la femme dunque, di nuovo, come il procuratore. Ma chi era la femmina da cercare? La femmina era niente meno che la moglie del commissario ucciso. La moglie che la sera che gli spararono era lì, fedele, sotto braccio al commissario. Era bella, Leila Motta. Molto bella. Insomma, è quanto basta agli inquirenti per dire di aver trovato mandanti e movente del delitto. I due amanti uccidono il commissario per impedirgli di portare la moglie Leila a Roma, dove il commissario era stato trasferito. Che cardinale, mafiosi e siciliani impauriti affermassero che la mafia non esisteva si può spiegare con il fatto che ognuno aveva i suoi motivi, ma che lo facesse pubblicamente. Anche il ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, era certo molto grave per l'oscurità che gettava sulle istituzioni. Questa è la prima tribuna politica della storia della televisione pubblica italiana. Per l'inaugurazione della prima puntata viene invitato in studio il ministro dell'Interno, il democristiano Mario Scelba. La domanda di Pallotta al ministro dell'Interno è chiarissima. Onorevole Scelba, il governo come intende garantire la libertà di voto in Sicilia, dove si assiste in questi giorni ad un'impressionante ripresa della delinquenza mafiosa con violenze contro le persone e i beni dei candidati di sinistra? Ripresa che avviene in concomitanza con la presentazione quale candidato di Genco Russo, dell'uomo cioè che la pubblicistica italiana indica come il capo della mafia. Cosa intende fare il governo per garantire la libertà di voto alle popolazioni siciliane contro le intimidazioni dei gruppi mafiosi? Vorrei dire anzitutto che sbaglia l'interrogante parlando della Sicilia tutta intera, perché grazie a Dio la Sicilia tutta intera non può essere considerata nelle condizioni in cui l'ha trattato l'interrogante. Semmai il problema va limitato esclusivamente a poche zone, fortunatamente molto limitate, della Sicilia occidentale, che investono 2 o 3 province. 6 province su 9 hanno una situazione di ordine pubblico che è incomparabilmente superiore a quella di qualsiasi altra regione d'Italia. Ma la mafia non c'è, non esiste, dice visibilmente imbarazzato ma con disprezzo il ministro degli interni, il democristiano Scelba. E il cardinale Ruffini non si può dire che fosse in buona compagnia nella sua negazione della mafia. Ma che cos'è questa mafia? Noi altri siciliani, quando presentiamo, per esempio, io presentavo a qualche lavoratore, a qualche giovane lavoratore o qualche padre di famiglia, a qualche amico mio industriale, gli dicevo: sai Antonio, te lo raccomando vivamente perché è cosa mia o cosa nostra delle tre. Noi a siciliani cosa nostra significa cosa che ci appartiene, cosa intima.
Ecco, dunque la mafia non c'è, la mafia non esiste. La pista passionale, dicevamo. Allora, professore, voi avete vissuto quella vicenda, l'avete seguita, ma perché venne quasi subito privilegiata questa pista? Quando arrestarono Mario La Loggia, io ero con lui. Non era, si inaugurava quel giorno la nuova lavanderia dell'ospedale psichiatrico, che non era esistita mai. Una lavanderia, la gente, cioè gli ammalati, lavavano e scendevano per terra, era una cosa obbrobriosa, e la prima cosa che io ho fatto fare all'ospedale psichiatrico, di cui ero amministratore, fu proprio la lavanderia. Sì, e Mario La Loggia in quell'occasione fece un discorso politico di apertura a sinistra. Ricordiamo che Mario La Loggia era il segretario della Democrazia Cristiana. Cioè praticamente come? La Loggia, e eravamo alla fine, vero, della manifestazione, vero, si presentarono i carabinieri e lo arrestarono e stiede 60 giorni in galera. Forse di più. No, 6 mesi. 6 mesi, appunto. 7 mesi. Fu arrestato il 18 maggio. Cioè, perché si parlò della questione passionale? Perché era impensabile che la mafia o la delinquenza veniva a commettere un delitto siffatto. Di questa portata. Assolutamente. E allora io voglio difendere Ferrotti. Ferrotti a che cosa doveva Ferrotti è il procuratore della Repubblica di allora. Ecco, quello che appunto fece arrestare. Ferrotti era Fici il procuratore della Repubblica. Fici arriva dopo. Poi Fici venne dopo molto tempo. Fici è un vicinente, si diceva. Però, un momento. No, si diceva. Scusate, signori, facciamo un po' d'ordine. Il procuratore della Repubblica allora era Francesco Ferrotti. Ecco. Perciò, Francesco Ferrotti, dove doveva indagare? Siccome c'era una società un po' elitaria, che era quella, vero, dei La Loggia, era quella dei professionisti scelti di Agrigento, dove c'erano le belle signore, allora con l'apporto di qualche suggerimento dato da un infermiere dell'ospedale psichiatrico, che doveva essere il guardaspalle di Mario La Loggia, e che era corrente di tutte, vero, le situazioni. E allora indirizzò Ferrotti ad indagare nell'ambito passionale. Ho capito. Ma, avvocato Marino, gli elementi che il procuratore Ferrotti si trovò in mano possono giustificare un provvedimento di tale portata? Perché insomma, chiese l'arresto sia della signora Motta che del professore La Loggia. Io devo dirle che a mio avviso le prime indagini furono condotte con una certa superficialità, perché si volle seguire la pista più comoda e più facile. Perché più comoda e più facile? Perché era il classico triangolo che era dinanzi al magistrato e alle poliziotti. C'era una relazione extraconiugale, certa, tra un marito tradito, io non mi interessa fare un marito tradito, e poi c'era il terzo uomo, l'amante. Quindi i tre elementi che compongono questo triangolo erano chiari. Allora, cherchez la femme. Allora questo, i giornali pubblicavano a carattere cherchez la femme, e sta cherchez la femme durò avanti per parecchio tempo, trascurando le altre piste. Non si parlò allora per niente della possibilità che il delitto fosse stato commesso dalla mafia o dai mafiosi. Corrado, scusate, un attimo, avvocato, solo un attimo. Corrado, uno dei tanti inviati che allora seguirono il caso, Giorgio Frasca Polara, a un certo punto dice, quando il procuratore illustrò una serie di cose, una serie di elementi,
e disse chiaramente: la mafia non c'entra, ci cascammo tutti, come per dire, tutti ci convincemmo che la pista da seguire era quella passionale. Era quella Come passionale. andarono? Era quella passionale. Io in questo momento ricordo nitidamente quanto accadde al Palazzo di Giustizia con la presenza di almeno 30 inviati speciali, che è una cosa clamorosa per la città di Agrigento. C'era l'Hotel Gellia, allora a due passi, che faceva un poco che agiva da albergo per appunto questi giornalisti che venivano dal nord. Ricordo con particolare così... Ricordi quindi con una particolare attenzione la tensione che si colse quel pomeriggio quando il procuratore della Repubblica concluse l'interrogatorio di Leila Motta, e io ero accanto a Frascapolare, Giorgio Frascapolare, eravamo lungo gli scalini del primo piano del Palazzo di Giustizia, adesso abbandonato, e aveva stabilito che l'avrebbe appunto accusata di concorso, e quindi finì anche lei arrestata. E fece, mi pare, un mese, 40 giorni. No, qualche mese meno. Vedi, Andrea, dimmi. Poco fa io e Corrado sorridavamo quando abbiamo visto snocciolare sul video quella sequenza fotografica, che a noi è sembrato quasi un edulcorato fotoromanzo, perché veramente è stata una pista assolutamente fuori di ogni chiave, secondo me, e come in effetti poi risulta. Ma io ti devo dire una cosa, scusami, che chi vide benissimo, qui venne Enzo Sciolla della Sicilia, Luigino Merante e Mario Rosolino, abbiamo detto gli inviati di mezzo i grandi mondo. giornalisti, ma chi vide ad appena 21 anni di età ciò che poi dovette risolversi in un'assoluta pura verità, un giovanissimo giornalista agrigentino di allora, che si chiamava Ezio Ignazio Calaciura. Come no, Ezio Calaciura. È bene dirlo questo, perché Ezio capì che la storia passionale non c'entrava niente, e poi lo capì maggiormente il giudice Tumminello, come tu sai. Ho capito. Prego, avvocato, mi dica. Devo allacciarmi a questa considerazione, perché la Procura della Repubblica si ostinò sempre a tenere presente... Io vorrei capire questo, avvocato, ma da cosa nasce tanta ostinazione? Ma non è, io penso che certamente che ci sia... Allora ci arriviamo, infatti. La domanda non era... Però... Facciamo parlare l'avvocato un attimo. La domanda è precisa. A suo avviso, tanta ostinazione, da cosa nasce? Io non credo, ecco, lo dico con molta chiarezza, che la Procura della Repubblica e Ferrotti in particolare sia fatto condizionare da un fattore politico. Loro personalmente. Dietro le quinte io non so quello che poté accadere, però il fatto era che le indagini condotte allora dalla Procura, che poi dopo averle svolte all'inizio trasmise gli atti al giudice istruttore, perché allora questa era la prassi. Poi era il giudice istruttore che doveva, però appena questi fascicoli passarono al giudice istruttore, lì ci fu una battuta di arresto brusca, perché il giudice istruttore subito si convinse dell'assoluta innocenza, immediatamente, del professore La Loggia. Tant'è, lo ricordo benissimo perché l'ho vissuto come avvocato, che a un certo punto noi, dopo che Tumminello aveva interrogato il professore La Loggia, Leila Motta e anche gli altri, e si accorse dell'assoluta inconsistenza, perché non poteva essere condotta avanti una indagine sul semplice sospetto, non c'erano manco gli indizi. Tant'è che noi facemmo di corsa, io e gli altri colleghi che si interessavano di questa prima fase dell'indagine, un'istanza ai sensi dell'articolo 269 Codice Procedura Penale di allora, che riguardava la scarcerazione per assoluta mancanza di indizi. E venne subito scarcerato. Scarcerazione che avvenne, mi pare. Volevi dire a dicembre avvenne, a dicembre. Peraltro il commissario Tandoi assume nel corso degli anni il ruolo di una sorta di testimone scomodo, perché sono anni di violenti scontri non solo mafiosi, ma anche tra gruppi elettorali contrapposti, come ha premesso poc'anzi il professore Arnone e come ha ricordato anche l'avvocato Giovanni Marino in riferimento ai tanti episodi di sangue nel corso degli anni. Il commissario Tandoi come miniera di notizie riservate, come ottimo segugio. Peraltro il commissario Tandoi che avrebbe anche minacciato Mario La Loggia,
Nel senso, stai attento perché io sono capace di mettere in piazza i segreti della fazione DC agrigentina, di comunicarli al segretario della DC dell'epoca, mio compagno di scuola, Aldo Moro, e di rovinarti la reputazione. Per cui si tratta di un contesto alquanto integrante di commistione tra mafia e politica. Forse qualche commistione di troppo, qualche complicità di troppo, anche da parte dello stesso Tandoi, ucciso perché sapeva troppo. Ma sapeva troppo, semmai, per i problemi relativi alla criminalità comune, organizzata, certo, perché avendo partecipato in prima persona a tutte le indagini era una miniera di notizie sotto questo profilo, quindi è evidente che c'era una situazione del tutto particolare. Però, torno a dire, tenete presente che dopo la scarcerazione di cui abbiamo parlato poc'anzi, proprio per assoluta mancanza di indizi, inconsistenza completa, non è che le cose si fermarono lì, perché la procura insistette nel perseguire la loggia Presentò ricorso forse e impugnò dinanzi alla sezione istruttoria della Corte d'Appello, allora c'era la sezione istruttoria, il provvedimento di scarcerazione che prese il giudice Tumminello. Ebbene, la sezione istruttoria di Palermo rigettò il ricorso del pubblico, l'impugnazione del pubblico ministero e poi avvocò le indagini ed entrò in campo, dopo un certo tempo, poi non so se possiamo parlarne, il procuratore Fici, che è colui Giuseppe che poi Fici, mi pare, condusse le indagini in direzione mafia. Benissimo. E scoprì tutto quello che Ecco, si e vediamo adesso, scusa un attimo Angelo, come si arriva alla pista mafiosa. Ricordiamo però che il professor La Loggia... Sì, prego. Prego. Tenete presente, non so se voi lo avete letto, spero di sì, che il professor La Loggia scrisse un libro Agrigento negli anni 60, nel decennio rovente, anni 60-70, e un capitolo di questo libro il professor La Loggia, uomo di grande ingegno, scrittore molto valido, trattò proprio dell'omicidio Tandoi e lo trattò con molta signorilità e obiettività, gli aveva dato avvocato, in terza persona, mi dà la possibilità di dire ai nostri amici in ascolto che questa puntata speciale dedicata al caso Tandoi si concluderà proprio con un'intervista al professore Mario La Loggia che qualche anno fa gli fece il collega Carmelo Lazzaro. La seguiremo proprio alla conclusione di questa trasmissione. Dicevo, come si arriva? Sì. Se ne uscì poi da questa vicenda, Sì. lui e anche la moglie, con grande dignità. Questo dobbiamo pur dirlo, pur essendo stato chiaramente non c'entravano assolutamente travolto nulla. in Al questa di là, vicenda, è una vicenda che segna seriamente la persona. dico, al di là di quelli che sono stati, Sì. Corrado, Andrea, i pettegolezzi, esatto. tu hai ricordato tutta la stampa scandalistica che scese ad Agrigento, professor Arnone, e quando entra in azione la stampa scandalistica si salvi chi può. Quindi, lo specchio, dico, quindi mi rendo perfettamente conto, però ecco, questo va detto a chiare lettere, il professore La Loggia non c'entrava assolutamente nulla, la signora Motta non c'entrava assolutamente nulla, tra virgolette, Andrea, la dolce vita agrigentina, se c'era, io non lo so, c'era o non c'era? Ma non c'era assolutamente, se c'era soltanto in certe zone. Si disse che nel campo di tennis di Via San Vito si distribuiva la cocaina. Addirittura. Hai detto bene tu Egidio, io vorrei in questa trasmissione specificamente dire una cosa, una mia osservazione personale, anche per un fatto di riverbero di ricordo. Io ero assolutamente fuori dal partito di Mario La Loggia, perché figuriamoci, io comunista, lui democristiano, però avevamo sempre degli intensi scambi e non posso non dire che la figura di Mario La Loggia ancora oggi mi appare come quella di un autentico gentiluomo. E voglio dire che questa trasmissione vuole ribadire quello che la storia di questa vicenda ci ha consegnato, l'assoluta innocenza di queste due persone per parecchio tempo massacrate dai giornali, dalla stampa, dai commenti. Ci rendiamo perfettamente conto. Allora, il prossimo passaggio è appunto capire come si arriva alla pista mafiosa. L'avvocato Marino qualcosa l'ha già accennata, parlando del procuratore Giuseppe Fici, ma prima di approfondire questo argomento io vorrei lanciare un altro contributo.
Gigi Bartolomeo, regia. Cosa aveva fatto scattare la molla dell'esecuzione? C'entrava qualcosa il trasferimento di Tandoi a Roma? Perché Tandoi era stato trasferito? Cosa significava quel trasferimento? Ma quale pericolo segnalava quell'improvviso trasferimento di Tandoi a Roma? Quale equilibrio rompeva? Si chiedeva Fece. Poi qualcuno lo ferma. Halt, su Tandoi non si indaga più. Le indagini sull'affare Tandoi non sono più nelle mani del procuratore Fece. Perché? Si chiede l'ora di Palermo in prima pagina e nell'occhiello una terribile constatazione. L'imprevedibile e inattesa decisione venuta proprio quando sembrava imminente la cattura dei mandanti. Sono le elezioni amministrative del 1960, quelle per cui il vescovo di Agrigento, Monsignor Peruzzo, si augurava che il professor Mario La Loggia Fanfaniano se ne stesse buono in carcere con l'accusa di aver fatto assassinare il commissario Tandoi per questioni di sesso. Non sappiamo quanto possa aver brigato il vescovo di Agrigento per far tenere in gattabuia il professor La Loggia. Ma la cosa andò proprio così. Il segretario della Democrazia Cristiana di Agrigento, il fanfaniano Mario La Loggia, che voleva l'apertura a sinistra, non partecipò a quelle elezioni. Uscì dal carcere qualche settimana dopo i risultati elettorali, nei primi giorni di gennaio 1961. 7 mesi di carcere, 7 mesi, in cui l'inappuntabile professore non fece altro che serenamente leggere e rileggere i Promessi Sposi. Uscì di carcere anche la signora Leila Motta, vedova Tandoi. Il giudice istruttore li aveva prosciolti in pieno. Non erano loro ad aver fatto assassinare il commissario Tandoi per motivi di sesso. La mafia ora sta a Palermo, non è più campagnola. Ora sono gli appalti, la speculazione edilizia, la riscossione delle tasse, insomma ora la mafia è nel palazzo in prima persona. E Di Carlo, il più modesto boss campagnolo di Raffadali, anche lui nel 1968 può essere sacrificato. Nel tribunale di Lecce Di Carlo, un maestro, verrà condannato per la morte di Tandoi. Motivo? Sapeva troppe cose su Cosa Nostra e minacciava di raccontarle, irritato, del trasferimento a Roma. Tutto a posto? Diciamo di sì. Ah, dimenticavamo. L'ineffabile cardinale Ruffini, quello per cui i nemici della Sicilia erano coloro che dicevano che in Sicilia c'era la mafia? Conciacolli come la mise, visto che ricevette una lettera dalla segreteria di Paolo VI, in cui chiedeva se non era il caso che la Chiesa prendesse posizione sulla mafia. Peraltro il commissario Tandoi è uno dei primi poliziotti ad utilizzare l'arma dei confidenti e anche la mafia di Raffadali sarebbe stata in un certo qual modo disturbata da Tandoi attraverso dei confidenti. Ed ecco quindi la pericolosità di Tandoi verso la mafia di Raffadali, che poi è stata sul banco degli imputati. Però più nello specifico storico, avvocato Giovanni Marino, qual è stato il grimaldello che ha segnato una svolta tra la pista passionale e la pista mafiosa? Qual è stato l'elemento istruttorio che ha radicalizzato gli inquirenti verso la pista criminale di stampo mafioso? Allora, la prima cosa che va detta, ribadita, il fallimento della pista passionale doveva per forza spingere gli inquirenti verso altre indagini, perché scartata la pista passionale, che era la più seducente, la più facile, e fu scartata clamorosamente perché, ripeto, sia Agrigento che Palermo concordarono su questa esclusione, poi non poteva non portare l'inquirente verso un'altra strada, ed era soltanto quella mafiosa che poteva evidentemente dare qualche elemento per scoprire l'autore o gli autori del delitto. Sicché quando il sostituto procuratore Fici incominciò a indagare, e allora non c'erano né intercettazioni telefoniche, questo voglio dirlo, non c'erano ancora i pentiti come oggi, ma fu un'opera di penetrante, vorrei dire, azione di indagine condotta con molta attenzione, con molta, vorrei dire, cautela, anche se non tutte le cose andarono per il loro verso, per il verso giusto, perché in occasione poi vennero scoperti altri omicidi. Che so, noi andammo a Lecce, perché il processo si fece per legittima sospensione a Lecce. Incominciò nel novembre del 1967 e finì nel luglio del 1968. 6 mesi di processo in primo grado, in cui c'erano, che so, 15, una decina di omicidi nella zona che riguardava Santa Elisabetta, Siculiana, Realmonte e quindi e Canicattì, in parte Agrigento. Per cui il processo, con una ventina di imputati, credo, si svolse in una situazione incandescente. Penso, questo devo dirlo,
che siccome Agrigento era stata criminalizzata in tutti i sensi, perché Agrigento era stata considerata come non solo la città del peccato, ma la città del crimine, una città corrotta in tutti i sensi, e noi eravamo gli avvocati agrigentini, insomma, quasi esponenti di questa società corrotta. Per cui quando entrammo in aula e c'era in un angolo una gabbia con gli imputati detenuti, lì il sostituto procuratore generale, entrammo noi agrigentini, eravamo 2 o 3 allora, che si interessavamo di questo processo, fummo guardati con un'area di sospetto, quasi per dire: ma voi che siete il rappresentante di questa onorata società? Poi le cose cambiarono, frequentandosi giornalmente, ma voglio dire, questo era il clima, e per questo poi si fece per legittima sospicione fuori da Agrigento. Ecco, sono queste le ragioni, professore Arnone, per le quali il processo fu trasferito a Lecce. L'incompatibilità ambientale era legata esattamente a queste ragioni poc'anzi espresse dall'avvocato Marino. Cioè, anzitutto bisogna ricollocare questi fatti in un periodo storico, politico, molto particolare. Qui ad Agrigento si era accesa la guerra tra i gruppi, vero, che facevano capo alla Loggia da un canto e a De Leo dall'altro, e siamo nel periodo in cui Fanfani aveva commissariato il partito sia in tutta la Sicilia, aveva commissariato, e naturalmente i dileani erano buttati fuori, cioè praticamente non avevano più potere. E allora questa parte che fu avversata dai fanfaniani naturalmente accese, vero, le trombe per accusare continuamente la Loggia, che subirono naturalmente dei fatti gravissimi. Peppe La Loggia doveva essere nominato presidente del Banco di Sicilia e non venne nominato. E quindi qui nei confronti di La Loggia bisognava dire che erano dei delinquenti, che erano questo e quell'altro, e per cui la pista passionale durò oltre quello che doveva durare, perché ci fu una grandissima speculazione politica per annientare La Loggia di Agrigento, capito? Un depistaggio. La pista passionale poi crollò, anche perché frattanto le indagini nuove che si erano iniziate portavano ad altre conclusioni, quindi avevano spento questo. Perché durava per i fatti politici. E poi non c'era più. Un depistaggio quindi, professor Andrea Carisi, nel corso degli mesi immediatamente successivi all'omicidio Tandoi si racconta di un summit di Cosa Nostra Agrigentina a Casteltermini, e nel corso della riunione è stato deciso di proporre allo Stato, alle istituzioni giudiziarie locali agrigentine, la resa dei colpevoli dell'omicidio Tandoi, sancendo che la mafia non c'entrava con lo stesso delitto Tandoi. Eppure invece poi è stata privilegiata, seguita, sostenuta e accertata la pista mafiosa, per cui in virtù dei tanti depistaggi anche la mafia ha depistato, professore Carisi. Io penso che la mafia sia una ramificazione con altissimo grado di potenza e di capacità. Che abbia depistato io non lo so, ma che comunque ci sia questo aspetto delittuoso, che ci sia stato e che continua, ahimè, ad esserci nella nostra provincia, penso che sia assolutamente vero. Ancora oggi si può parlare di mafia, e come? Io vorrei riprendere la domanda di Angelo, perché mi sembra molto interessante. Avvocato Marino, la mafia ha depistato in quel caso? No, non credo. Perché il tipo di indagine che venne svolto allora affrontò la situazione in maniera, direi, massiccia, perché vennero coinvolti, basta leggere i protagonisti di quel processo per vedere come tutti c'erano in questo processo, tutti, a uno, insomma, chi più, chi meno, era coinvolto in questo grosso processo che si fece a Lecce. Quindi non è che ci fu un depistaggio,
Qua ci fu una pista che venne seguita scartando quella passionale. E che poi diede dei risultati perché ci furono condanne. Il depistaggio antecedente al processo, ovviamente. Ma, ripeto, però era un depistaggio, se ci fu, che poi naufragò. Perché venuta meno una lista professionale, che da chi poteva essere ucciso Tandoi? Io vorrei capire adesso un altro passaggio. Corrado, aiutami tu, mi aiuti anche lei, professore, aiutatemi un po' tutti voi. Quando comincia a prendere con una certa consistenza campo la pista mafiosa, cosa succede? Qual è la reazione della gente? Qual è la reazione dell'opinione pubblica? Chi comincia a rispondere? Corrado. Io dico che la città alle prese con un gruppo umano esterno, quasi tutti di Raffadali, di Casteltermini, di quelle zone, mollarono l'inchiesta, lentamente andava affievolendosi, per cui la gente, il discorso di mafia, dice se lo risolvono loro. A noi interessava la pista, la pista leggera. Paradossalmente, professor Arnone, possiamo dire che viene meno l'interesse dell'opinione pubblica verso il caso Tandoi, perché cade Io le dirò che se Tandoi fosse stato ucciso e subito preso l'assassino, non ci sarebbe stato un caso Tandoi. Invece fu la politica che ha montato tutto, la politica, non si parlava, al Circolo Empedocleo. Ecco, Circolo Empedocleo che era un po' il... Circolo Empedocleo. Ma il Circolo dei Nove è un circolo di molta... insomma, di poche persone. C'era anche un Tuminello Empedocleo, allora nel salone confluivano decine e decine di persone e che l'argomento del pomeriggio e della serata era Tandoi. Chi pensava una cosa, chi ne pensava un'altra. Quando arrivavano notizie fresche, allora non si davano. Quelle persone che avevano notizie fresche chiamavano gli amici e se ne andavano ai templi a parlare, senza avere... Ai templi? Ai templi. Vabbè, temevano che ci fosse qualche... Oggi si direbbe una cosa che ci riporta a tempi più recenti. Si dà il caso che io, anche con Giosuè, per lunghi anni sia stato collega al liceo scientifico di Lela Motta. Lela Motta era una persona dalla cui bocca usciva una flebile voce, più che le lezioni sue erano mormorate, la sua costituzione fisica, per quanto potesse essere di apparente bellezza vetusta ormai perché era già anziana, lei conseguì la laurea dopo il delitto Tandoi. Ti devo dire che non era una donna che ti dava l'impressione di saper scatenare, diciamo, azioni erotiche ad altissimo livello di spasmodi, assolutamente no, era di una modestia unica, te la ricordi così pure tu, Giosuè, quindi questi ricami di città erano assolutamente gratuiti. Ti permetto di integrare il capoverso di Andrea. Riguardiamo quel pezzo di città. C'era il circolo Empedocleo di cui ci parla il professor Arnone, il circolo dei nobili frequentato anche dal giudice Tuminello, che prenderà poi un suo ruolo nella vicenda dopo. L'Albergo Gellia, che era un via vai di giornalisti che arrivavano in piazza. E quindi era il Palazzo di Giustizia che stava al centro di tutto. Giustamente dice Corrado Catania, quando poi si imboccò quella certa pista, la vicenda perse di interesse per Agnelli. Va da sé. Stava dicendo, professore? Ero innocentista. Lei era innocentista? Innocentista e tenevo relativamente alla pista passionale. Perché io dicevo che non può indurre un uomo, cioè come la Loggia, far ammazzare un marito per una donna che non è più giovane, perché la Lelia Motta era nata nel 24, siamo nel 60, quanti anni ha Lelia Motta? Siamo nel 60, 36 anni. Una donna di 36 anni non è una ragazza fiorente che può fare Professore, una curiosità, lei in quella intervista
cui io facevo riferimento, a Rai 3, ha detto che ha assistito proprio al matrimonio tra... Sì, io ho assistito al Palazzo del Principe a Raffadali, perché io ero amico di Tandoi e Tandoi mi pregò di potergli fare delle fotografie durante il matrimonio. E io ricordo una sua espressione: la signora Leila Motta era bellissima. Era incantevole. Bene, allora, torniamo alla vista mafiosa. Naturalmente vengono fuori una serie di vicende che lei prima, avvocato Marino, ha ricordato. La Corte d'Assise di Lecce emette la sua prima sentenza, che è quella di condanna per quasi tutti gli imputati, perché mi pare che 22 imputati complessivamente, ma non perché legati a tanti altri episodi. Relativamente all'uccisione di Tandoi, la Corte d'Assise e credo anche la Corte d'Appello a un certo punto motiva e dice, in estrema sintesi: l'uccisione di Tandoi è stata decisa molto in alto da qualcuno senza il cui consenso non sarebbe mai stata eseguita. Appunto perché la questo lo mafia dicono non i giudici. uccideva i magistrati e i funzionari di polizia. Per fare questo bisognava avere le spalle coperte e comunque il lasciapassare di qualcuno che poteva darlo. Ecco perché. Quando cala definitivamente il sipario sui processi, avvocato? Dunque, lei pensi, il primo processo si concluse nel luglio del 1967. Dopo 3-4 anni si fece il processo in Corte d'Assise di Appello, sempre a Lecce. Dopo si fece anche il giudizio in Cassazione. In Cassazione, dopo 2 anni o 3 anni, quindi il processo durò parecchio. 9 anni. Però con i tempi di oggi forse durò troppo poco. Ma, avvocato, ho letto da qualche parte che non tutti gli imputati, i condannati, scontarono la pena, perché qualcuno riuscì a... Allora no, ne dico più di qualcuno. Vennero scarcerati, ma dopo aver scontato 25 anni di galera, 20 anni di galera, non dopo, perché allora questa legislazione premiale come oggi non c'era. Allora c'erano gli istituti del codice penale, in dipendenza dei quali se nel corso si poteva sospendere la pena per un condannato per condizioni di salute particolarmente gravi, eccetera, eccetera, e alcuni, documentandolo qua, io ne ho preso scienza diretta per... Allora, adesso ci stiamo... Scusi, quando uscirono dal carcere, almeno alcuni, erano già dei ruderi. Ho capito, quindi dice lei non... Dunque noi ci stiamo avviando alla conclusione di questa trasmissione speciale Domenica e Sempre Domenica dedicata al caso Tandoi. Prima di concluderla abbiamo un collegamento telefonico con un collega della redazione della Sicilia, il responsabile della redazione della Sicilia di Agrigento, ed è il collega Stelio Zaccaria. Per una ragione semplicissima, perché Stelio qualche anno fa ebbe modo di parlare più volte con il professore Mario La Loggia, ebbe quindi la possibilità di raccogliere un po' le sue confidenze e credo anche i suoi sfoghi relativamente alla vicenda di cui il professore La Loggia, suo malgrado, era stato protagonista. E allora, se ci mettete in contatto intanto con il collega Stelio Zaccaria, è già in linea? Pronto? Pronto? E allora, in attesa che si perfezioni il collegamento con Stelio Zaccaria, dunque questa vicenda a un certo punto si chiude e Agrigento si dimentica completamente del caso Tandoi. Forse ne stiamo parlando noi dopo tanti anni per la prima volta. Perché sono 50 anni. Dimmi, Corrado. Servire come segnale quello che giustamente sottolinei. La Sicilia si servì sempre del collega Enzo Sciolla, scomparso meno di un anno fa, carissimo amico, e che riguardò la città, cercò di difendere sempre la città da tutta quella canea di insulti diciamo fisici e morali che la città dovette subire. E ricordo che a Sciolla seguì il caso Tandoi fino alla Cassazione, dovunque la stessa giornata di Sicilia mollò quasi il caso. Avvocato, scusate, c'è Stelio in linea. Stelio?
Stelio, grazie innanzitutto, non ti rubiamo molto tempo perché sei al lavoro, stai chiudendo le pagine, quindi volevamo semplicemente come dire, sollecitare una tua testimonianza su diversi incontri che hai avuto con il professore Mario La Loggia qualche anno fa. Cosa ci puoi dire? Devo dirti che più che incontri fisici erano incontri telefonici, cioè lui chiamava spesso in redazione per segnalare, interveniva su molti aspetti della città, mandava anche delle note scritte oppure telefonava proprio per commentarmi di persona qualche episodio che accadeva, naturalmente di una certa rilevanza. Si interessava ad esempio di abusivismo, si interessava di psichiatria e in questo modo era nato tra di noi un bel rapporto di stima. Devo dire che è una persona molto distinta, molto intensa anche nelle sue valutazioni e in questo contesto qualche volta mi ha anche manifestato l'amarezza per la vicenda che lo ha visto coinvolto in questo triste episodio, dove fra l'altro è stata anche l'unica cosa negativa, l'unica macchia che ha avuto nella sua splendida vita qui di Agrigento, dell'Agrigento Bene. Ho conosciuto anche la signora Leila Motta. Una volta ci fu un collega che gli fece una intervista che lei l'indomani non gradì molto, è venuta qui in redazione, una signora molto distinta, molto per bene, manifestò il suo dissenso, ma devo dire in modo molto civile e molto elegante, e ho dei ricordi di entrambi veramente molto positivi. Questa è la mia esperienza diretta, ecco, che ho avuto con queste persone nello svolgimento della mia professione. Stelio, grazie, buon lavoro Stelio. Grazie a voi, buon lavoro anche, grazie. Allora, come dicevamo, questa trasmissione si conclude con questa intervista al professore Mario La Loggia di Carmelo Lazzaro, naturalmente un'intervista di qualche anno fa, però non so se l'avete notato, noi in questa trasmissione non abbiamo ancora detto una sola parola su quel ragazzo di 17 anni che suo malgrado si è trovato quel 30 marzo del 1960 nel posto sbagliato. Andrea. Purtroppo sì. Ci riferiva Giovanni Miccichè, editore di Teleacras, che Nini davanti assieme ad altri compagni erano andati a Piero Macedonio, per esempio, andarono a far visita a Giovanni perché proprio il nostro editore stava poco bene, e ritornando poi fuori dalla casa di Giovanni e lui incamminandosi verso la strada che conduce all'ospedale psichiatrico rimase vittima, si disse allora, per una pallottola vagante. Giuseppe Arnone precisa che non poteva essere una pallottola di rimbalzo, e rimase vittima anche lui e perse la vita da appena 16 anni. Evidentemente il ricordo di Davanti non è vero che sia stato del tutto, diciamo, accantonato nel dimenticatoio, perché io ho avuto poi al liceo il fratello più piccolo, alunno mio, che ricordava sempre questa figura di fratello più grande e che per lui era e rimaneva un punto di riferimento. Io credo che ricordarlo sia una cosa giusta e doverosa. Angelo, siamo alla conclusione di questa trasmissione speciale che abbiamo voluto dedicare al caso Tandoi, proprio per chiudere 10 secondi una riflessione a testa. Vuoi partire tu, Angelo? Sì, io sarei interessato ad approfondire ovviamente sinteticamente con il professore Giosuè Arnone l'aspetto della speculazione politica, perché Agrigento è stata poi nel corso degli anni successivi la città per antonomasia oggetto delle speculazioni politiche. E allora dietro l'omicidio Tandoi il debutto della speculazione politica è da parte di chi? Degli avversari della Loggia. Della Loggia, perché è vero, questo caso che, diciamo così, interessava anche la famiglia La Loggia, non contro Mario La Loggia, ma la guerra era contro Peppe La Loggia, che era stato presidente della regione e che naturalmente era stato fatto fuori dal presidente della regione, e quindi si volevano, cioè quelli che erano a Palermo, che erano fanfaniani, per allontanarsi dalla Loggia diventarono
Dorotei. Diventarono come Gioia e altri. Cioè praticamente qui in Sicilia, che è la sede della loggia, che naturalmente la forza elettorale della loggia era in provincia di Agrigento. Per quanto io non sia d'accordo con Giosuè Arnone, perché la loggia non era soltanto la famiglia egemone della politica di Agrigento, perché lui ha detto che c'era De Leo, ma De Leo faceva riferimento a quel nobiluomo, grandissimo avvocato che era l'onorevole Mario e Giulio Bonfiglio. No. Come non erano? E non erano assolutamente nemici. Combattevano contro la loggia, sia i Bonfiglio che i De Leo, però il Bonfiglio e il Di Leo c'era un'assoluta separazione. Abbiamo capito che c'è abbastanza materiale per ritornare magari in una prossima trasmissione speciale, non proprio sull'argomento Tandoi, ma su altri argomenti che in qualche modo caratterizzarono la vita di Agrigento negli anni che poi seguirono. Ma lo specialista di queste cose, caro Andrea, sei tu con la tua bellissima trasmissione a Marcordi. Quindi io ringrazio i nostri graditi ospiti, il professore Giosuè Arnone, l'avvocato Giovanni Marino, il dottor Corrado Catania, il professore Andrea Carisi. Grazie naturalmente anche ad Angelo che assieme a me ha costruito questo speciale, grazie anche ai nostri tecnici. Adesso come preannunziato, vi proponiamo l'intervista che qualche anno fa Carmelo Lazzaro fece al professore Mario La Loggia, intervista con la quale si chiude questa trasmissione speciale Domenica e sempre Domenica. Ancora grazie ai nostri ospiti e grazie a voi che ci avete seguito. Una vicenda che l'ha resa protagonista, quella dell'omicidio del commissario di polizia Cataldo Tandoi in servizio ad Agrigento. La sera del 30 marzo del 1960 il commissario stava tornando a casa, stava per rincasare insieme alla moglie quando viene ucciso. Gli investigatori seguono subito una pista passionale che lo seguono subito, percorrono subito la via personale che era già prefissata. La tirano in ballo per una relazione sentimentale tra lei, il professore La Loggia, e la moglie del commissario Tandoi, la signora Leila Motta. Sì. Cosa ricorda? L'ha segnata particolarmente questa vicenda? È tutta una Perché vicenda, a distanza di tempo una vicenda che certamente ha addolorato particolarmente le due famiglie, portandole su un campo di discussione non ammissibile. Io lì in una battuta nel libro dico che il problema dei rapporti extraconiugali soltanto ad Agrigento poteva assumere la tensione che allora assunse, e se così fosse nei cimiteri ci sarebbero soltanto dei mariti cornuti o delle mogli puttane, non ci sarebbero altri, perché il cosiddetto adulterio ormai è vorrei dire che è quasi legalizzato in tutta la società italiana e non italiana. Ma lì si è creato appunto perché il discorso si imperniò, vorrei dire, nello stesso momento col problema di quella relazione sentimentale che offrì subito il campo per delle ipotesi aberranti. Non lo dico io posso essere anche un interessato e quindi dico aberranti, ma queste ipotesi aberranti furono qualificate tale dalla pubblica accusa, non quella locale, regionale, di appello, dico dalla pubblica accusa, che qualificò, definì inqualificabili le tesi del procuratore della Repubblica di Agrigento. Quindi fu la stessa pubblica accusa che ritirò l'accusa di Agrigento. Perché non erano delle cose sostenibili, furono costruite prove, furono il problema degli anonimi, vorrei dire puerili se non avessero portato tanto danno naturalmente. E hanno portato anche danno, mi permetto di osservare, nei confronti dell'ucciso, che secondo me era un individuo che meritava invece tutto il massimo sospetto perché è uno dei caduti
nella lotta di mafia, che fu ucciso dalla mafia allorché lui, dopo aver intravisto e studiato e resosi conto dei tanti crimini organizzati e effettuati nel settore di cui il Raffadale era al centro, in un momento forse di euforia confessò che una volta arrivato a Roma avrebbe denunziato tutti. 3 giorni dopo questa confessione Cataldo Tandoi fu ucciso. Questa è la verità. Non si è compreso il suo ruolo. Io quando ho scritto questa parte 3 anni fa circa, era iniziato il processo Contrada, in una nota dico che Contrada sarebbe stato assolto perché nella guerra che c'è in Italia tra i servizi segreti c'è il servizio segreto A che è contro il servizio segreto B e quindi ognuno dei 2 servizi segreti cerca di eliminare gli altri. E poi sono servizi segreti, vedesi le congiunzioni con la P2, eccetera, eccetera, che non disdegnano dall'essere loro stessi a contatto con le organizzazioni mafiose. Ciò che lei ipotizzava. Sì, signore. Io disse, Contrada sarà assolto, è stato assolto, dico, dopo 3 anni. Ora il Tandoi era un infiltrato del governo, della questura, nell'ambito della mafia, allo scopo di individuare i famosi delitti di Raffadale che da 7 anni non venivano scoperti. L'omicidio Tandoi fece esplodere il caso La Loggia. Lei stette in carcere per 6 mesi ad Agrigento. Come si sentiva quell'epoca? Come viveva? Vorrei partire da una qualche cosa che forse la gente a distanza di tanto tempo non conosce. I miei rapporti con il procuratore della Repubblica che fu il mio principale accusatore. Io ero il perito di fiducia del procuratore della Repubblica Ferrotti. La domenica mattina, quasi ogni domenica mattina, ci incontravamo nelle villette di San Leone accanto allo stabilimento Aster per chiacchierare del più dei meno. Eravamo in rapporti assolutamente, qualche volta parlavamo di processi che erano in corso, eccetera. Non so perché, non so quali furono gli argomenti che furono prospettati a lui, perché io ritengo che, risulta dagli atti della Commissione Antimafia che il questore dell'epoca mandava alla Procura della Repubblica soltanto gli atti che riguardavano le indagini sul mio conto, non quelle che riguardavano le indagini sugli altri. Quindi il Procuratore della Repubblica ebbe delle carte che suonavano tutti nella stessa maniera. Perché le sto raccontando questo? Perché naturalmente ci furono gli interrogatori, eccetera, eccetera, e poi un bel giorno venne il Procuratore della Repubblica a carcere per notificarmi gli avvisi di imputazione. Era una pagina e mezza, era tutto il codice penale. Quando arrivò alla fine, ecco, io ero veramente allibito di tutta questa faccenda. E allora gli rispose, commentatore, ma lei sta scherzando o dice sul serio? Come, non l'ho capito, lei non uscirà più qui dal carcere. E questa fu la risposta. E allora io mi convinsi del gravissimo pericolo che correvo e cercai di esaminare quali fossero questi gravissimi indizi, eccetera, eccetera. Gravissimi indizi che c'era una corrispondenza tra me e la signora Leila in cui facevamo delle programmazioni che la signora Leila aveva ottenuto col marito il trasferimento a Roma. Io avevo sempre avuto il bernoccolo di trasferirmi per concorso all'ospedale psichiatrico di Rieti vicino a Roma. Avevo preso un alloggio a Roma. In questa corrispondenza c'erano disegni di come si sarebbe potuto architettare la nostra vita a Roma, più facile che non ad Agrigento, dove gli incontri erano sempre sottoposti a particolare precauzione perché ad Agrigento la gente è abituata a occuparsi dei fatti degli altri più che dei propri. In questo contesto come si inseriva la figura di sua moglie? Ma mia moglie era la migliore amica della signora Tandoi, come io ero il migliore amico
del commissario. Non credo che ci sia niente di male, tante volte le simpatie possono sorgere anche tra persone che siano amici, nel vero senso della parola, anzi probabilmente le simpatie che sorgono in quelle tali evenienze sono delle particolari simpatie, cosa che successe. Dal suo libro abbiamo appreso al cuore non si comanda. Quindi, dal suo libro, dicevo, abbiamo appreso tra l'altro che si ipotizzava anche una relazione tra sua moglie e la signora, sì, la signora Leila. Se ne dissero di tutti i colori, eccetera. Se ne dissero come se queste due donne fossero diventate veramente delle mandili che uccidono i loro amanti. Delle cose assurde. Qui fu fatta una perquisizione a tappeto. Naturalmente mi trovarono delle cose che io non avrei dovuto avere. Perché? Perché ero stato sempre un simpatizzante di armi. E il commissario Aldo, quando trovava un'arma di una certa qualità che poteva interessarmi, invece che depositarla all'archivio, questo mi dice: Mario, tu puliscitela, lubrificala, eccetera, nell'efficienza, eccetera. Era noto alla questura questo lavoro. Bene, quando poi la questura arrivò da me col mandato di perquisizione, trovò queste armi, certamente non poteva, siccome c'erano armi da guerra. C'era una machine pistola che era qualcosa di formidabile, era l'arma che fu adoperata dai tedeschi in tante operazioni di sbarco e tante operazioni militari in Polonia. Una macchina di fuoco che era qualcosa di formidabile, leggerissima. C'era la stessa pistola del commissario, pistola automatica, me l'aveva lasciato a lui. Tieni Mario, perché era una rarità avere una pistola automatica che invece di avere 7 colpi aveva il caricatore doppio, 14 colpi. E lei sa che quando c'erano dei conflitti a fuoco, gli altri contavano i colpi, perché sparate 7 colpi bisognava estrarre il caricatore, inserire un altro, ricaricare l'arma, quindi del tempo. E in quel momento il dirimpettaio poteva sparare, poteva affacciarsi e mirare meglio l'avversario. E questa è l'unica pistola che esisteva da Vigento con 14 colpi. Professore, quanto durò questo periodo nero che la vide coinvolta in questa vicenda? Il periodo nero, c'è un periodo bellissimo al Rosio, che fu l'iniziale, che durò credo 2 mesi o 3 mesi. La relazione con la signora Leila? Sì, signora. E il periodo nero poi durò per tutto il periodo della carcerazione, eccetera. Poi naturalmente dopo, dinanzi a quello che era successo, eccetera, ognuno di noi ha ritenuto di troncare i rapporti, eccetera. Siamo rimasti in fase di saluto, in quelle rarissime volte in cui ci siamo incontrati per la strada, ma non è andato che questo. Poi si dimostrò che Mario La Loggia era estraneo ai fatti, non c'entrava nulla con... Non le posso dire niente, perché lei non ci crederebbe, ma niente su niente, non c'era niente, non c'era nessun elemento.